Allora, io qui presento il mio ultimo libro, che però è anche il libro che contiene tutti i miei libri. Quindi si chiama Tu paesaggio dell'infanzia e ovviamente il tema principale è proprio questo ritorno al mondo contadino, perché io vengo da un paese della Garfagnana dove la terra come dire, la storia è radicata proprio nella storia della natura. Venire qui è stata una grossa emozione, no? Perché c'è un tema, un trait d'union tra le mie poesie e questa terra che vedo. È una terra millenaria, storie che sento io, che racconto io, che sono anche storie che legano nonne, madri, figlie, lungo un percorso molto lungo che è iniziato molti secoli fa. È un posto incredibile perché è un posto dove intanto la poesia ha una casa e questo non lo so, cioè, non l'ho mai visto. La poesia ha una casa fisica, cioè c'è un luogo dove i poeti, cioè, sviluppata, insomma l'ho trovato un'atmosfera molto bella.